tipicizzare il prodotto locale, avremo sempre delle difficoltà e ci scontreremo sempre con dei mercati che sono quelli stranieri che ci vedono spesso soccomere. Il mercato chiaramente svolge questa attività perché all'interno ha questa identificazione del settore ittico tramite la società VRM, il nostro fiore all'occhiello, che quindi questa commercializzazione, questa distribuzione del prodotto, oltre che la sua produzione, sono legate a quello che è l'intento della sostenibilità ambientale, in particolare questa che è sostenibilità a tutela del consumatore, quindi il consumatore al fine di poter avere questi alimenti ittici che sono alimenti sicuri, alimenti di qualità, quindi alimenti che possono dare comunque anche nell'ambito della questa nostra dieta mediterranea la possibilità per i consumatori stessi di poter portare avanti un'alimentazione in tranquillità, ecco. Oltre al fatto che comunque il settore ittico è un settore molto importante a livello di economia del paese per i vari ambienti che chiaramente dove anche viene prodotto, quindi necessariamente in acque salate, in acque non salate, quindi in acque dolci. Pertanto ecco, fondamentalmente Verona Mercato segue questa attività qua perché comunque è importante proprio per il paese, per il settore. Il mercato non è solo ortofrutta, il mercato all'interno ha un comparto ittico molto importante con un'azienda di primissimo rilievo che ha applicato tutte le più importanti regole della filiera integrata e del cibo sano di qualità. Noi oggi abbiamo voluto fortemente questo convegno, una location molto particolare e suggestiva, e per rilanciare il consumo dell'ittico, per comunicare al pubblico, alla popolazione quanto fa bene mangiare pesce e soprattutto per valorizzare questo aspetto dell'itticoltura, cioè l'acquacultura, che segue praticamente un'altra iniziativa che è stata organizzata qualche mese fa invece nel centro Verona sul pescato, quindi pesce allora pescato, adesso acquacultura, quindi con tutto il beneficio che si ha dal punto di vista della salubrità e della filiera che va dalla mangimistica fino al prodotto finale. Il fatto di avere un'azienda di questo valore, di questo significato per noi è molto importante perché riesce a distribuire prodotto che proviene da tutto il mondo ma anche di allevamenti propri e riesce a distribuirlo al pubblico a prezzi estremamente convenienti e competitivi, ma soprattutto con una garanzia di salubrità che è davvero unica. La parte importante di questo progetto e anche di questo convegno riguarda l'acquacultura e la sostenibilità, due temi in cui noi crediamo tantissimo come Centro Agroalimentare Piceno. Abbiamo sviluppato proprio un progetto sul contratto di filiera dove il requisito fondamentale è la sostenibilità e il recupero dello scarto e del sottomisura. Una cosa fondamentale perché oggi lo scarto non viene più ovviamente utilizzato, invece viene recuperato nella fase di trasformazione e commercializzazione. E il recupero del sottomisura viene garantito, visto che oggi per legge ovviamente non è destinato al consumo umano, quindi viene o gettato a mare o portato a terra, ma non ha alcun valore. Invece è un pesce fondamentalmente pregiato perché è un pesce giovane, non è un pesce inquinato, ha paradossalmente mangiato meno plastica. Questo è fondamentale perché dare una seconda vita, dare prodotti altamente qualitativi è strategico per tutto il settore, quindi avere nuovi aspetti nella sostenibilità economica e ambientale ovviamente di tutto questo progetto e quindi dare un nuovo futuro a questo settore ittico che negli anni ha avuto parecchi problemi. Onorevole, Verona è territorio di eccellenza terra e mare. L'attenzione delle istituzioni, data la sua presenza, ne la conferma. Sì, sono d'accordo con la premessa, poi chiaramente anche il mondo dell'acquacoltura deve abituarsi a ragionare in grande, anche perché l'obiettivo deve essere la competitività, la redditività per chi lavora nel settore e chiaramente la sostenibilità che da questo punto di vista non è più una moda ma diventa un imperativo per il futuro del settore.
Commissione europea mette a disposizione risorse finanziarie, però poi bisogna essere bravi a livello territoriale a sviluppare le progettualità e le partnership per far sì che poi queste risorse effettivamente possano arrivare sul nostro territorio, per cui la mia presenza a questo momento di riflessione è anche legata a questo obiettivo.